Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui da Matto Scacco TV. No, non è vero. Oggi ci facciamo i guardoni. So che questa serie vi piace moltissimo, mi piace molto anche a me, quindi la faccio molto volentieri. E andiamo a vederci una partita che è appena cominciata, possibilmente tipo questa. Fra due abili giocatori riusciamo a rivederci le mosse iniziali. Tac, difesa siciliana. L'Alapin con C3. Ok, eh, c'era un detto che diceva tutte le volte in cui il giocatore gioca C3, un cavallo in B1 muore. Questo è bellissimo. Comunque, andiamo avanti. Va bene, non so assolutamente nulla di questa difesa, quindi sarà una sorpresa totale. Vediamo un po' come giocheranno i due giocatori. Cavallo in A3, e presumo che sia uno sviluppo abbastanza standard, visto che come dicevamo il pedone C3 è stato la casa C3 è stata occupata dal pedone, cavallo C6, tutto tranzollo. Questo alfiere dove andrà? Andrà in G5. Avete visto che bella questa nuova interfaccia grafica? Spettacolare. Alfiere G5 però forse al bianco è... Ok, alfiere in E3. Per tenere questa grande tensione che c'è on the center. Qui il nero non penso che catturerà perché ha più vantaggio se viene catturato. Se viene catturato ha più vantaggio. Qui ora questo alfiere non so dove possa andare, in E2 probabilmente perché se va in D3 interrompe la comunicazione della donna con D4, in C4 sostenuto dal cavallo non è affatto male, anche in C4 onestamente mi piace perché guadagna il tempo sulla donna, seguito da Rocco Corto. Cattura, il nero cattura, questa sarebbe interessante sapere se era corretta. Bella, bello. O a meno che il bianco non voglia fare il figo col pedone, non l'ha fatto, va bene così. E a this point, a questo punto chiaramente il nero non può lasciare che la propria struttura pedonale si incasini, quindi presumo che corra ai ripari facendo qualcosa, che possa essere anche catturare il suo cavallo, non lo metto in dubbio. Alfiere D7, così dopo la cattura, alfiere C6. Chiaramente il bianco non catturerà mai ed è il momento forse di portare via questo alfiere che è rimasto veramente troppo tempo a casa. Vediamo dove lo porterà il bianco, lo porterà su E2. Sì, secondo me le due case probabili sono E2 e C4. D3 sembra buona, ma ostruisce un po' il passaggio, a meno che... No, no, la colonna, essendo D la colonna aperta, non ci sono pedoni, il bianco vuole piazzare una torre sulla colonna D e se va a mettere un alfiere in D3 si va, diciamo, a autoflagellarsi, autoeliminarsi i piani. Quindi presumo proprio che ha cambiato il bianco? Ha veramente cambiato il bianco? Cattura. Cattura. Bene, il bianco ha deciso di optare per le semplificazioni perché aveva visto della tattica, aveva visto che guadagnava un pedone. Bravo, bravo, bravissimo. Ok, il bianco ha decisamente un vantaggio. 3 pedoni contro uno sull'ala di donna e se la mia esperienza e tutto ciò che ho studiato fino ad oggi non mi contraddice, la partita è nelle mani del bianco. Ok, rovinazione della struttura pedonale ad est, ma quello che conta al momento sono questi pedoni fortissimi. Ora il piano di gioco del bianco dovrebbe essere semplicemente quello di spingere i pedoni, chiaramente creare la condizione adatta a far comunicare le torri non sarebbe male, quindi togliere via questo alfiere, togliere via questo re e poi spingere, supportare, portare le due torri qui che spingono questi pedoni e andare a promozione. Chiaramente la struttura è forse preferibile quella del nero, però bisogna vedere, bisogna vedere. Ora questo alfiere rompe le balls a questo pedone, quindi la torre non potrà mai togliersi. Oddio, potrà togliersi in effetti perché ora c'è l'attacco qui. Alfiere in B6 guadagnando il tempo sulla torre che
Bella, bella mossa, adesso l'ho capita. L'idea è quella di controllare la casa di 8, essendo D una colonna aperta, con l'alfiere in B6 la casa di 8 non potranno mai esserci torri, quindi anche se il nero avesse giocato, mamma mia, bello, bello. Il bianco è veramente forte, nonostante su carta ha meno punteggio del bianco, è veramente forte, sta facendo mosse precisissime, almeno da quello che mi sembra. I due alfieri su case affiancate si difendono a vicenda. Guardate, queste sono tutte le case che controllano, sono tantissime e quindi sono inattaccabili, inespugnabili, devastanti, oserei dire. La coppia di alfieri ancora una volta si ricandida la migliore possibilità. Adesso bisogna portare via questa torre, ma non ha futuro, così come neanche questa torre ha futuro per via di quei forti alfieri. Probabilmente se io fossi il nero cercherei di cambiare almeno gli alfieri scuri. Come? Questo è da vedere. Cavallo di 5 sicuramente è un ottimo modo per far andare via quell'alfiere e prendersi anche la casa F4 non è male. La casa davanti ai pedoni doppiati è sempre un ottimo obiettivo strategico posizionale per i nostri pezzi. Ok, se la giocano in modo molto ragionato, io fra poco devo scappare a pranzo, ma farò lo sciopero della fame per voi. A 4 è partita la fuga, attenzione, pedone in fuga, attenzione. Alfiere minacciato che andrà molto probabilmente in D4. Ora questa spinta non è buona. Sembra buona perché attacca l'alfiere, ma non è buona perché costringe. No, perché questa mossa non è buona. Almeno questo è quello che credo, perché metti tutti i pedoni su case scure e tu hai l'alfiere camposcuro. È vero che questo pedone fa da avamposto a questo, cioè sostiene questo cavallo in avamposto, ma penso che non sia stata buona. Attenzione, guardate la morte di questo alfiere. Povero. Perché ti hanno fatto questo? Perché il tuo padrone che gioca coi neri ti ha fatto questo? Era davvero così indispensabile fare questa mossa? Perché? Perché vorrei sapere. D'altronde, se torniamo indietro, qui c'era un attacco su questo point. Si poteva forse giocare questa e aspettare prima di fare 5. E 5, non lo so. Comunque la partita è andata in questo modo. F5, forse si vuole giocare questa. Ripeto, povero alfiere. Cavallo, anche lui, poverino, non ha case interessanti. E scacco al re che potrebbe posizionarsi ancora in una posizione più centrale ed essere ancora più aggressive. Mi piacerebbe. Un re in E6 mi gaserebbe alla follia, anche se poi vengono queste che non mi piacciono. Non mi piace più, scherzavo. Re 6 purtroppo non mi piace perché ci sono le inchiodature con alfiere C4, torre di 1. Non è buona. Oddio, gliela fa. Mi sto sentendo male, gliela fa alfiere C4. Torre di 1, ho perso un pezzo. Se la matematica non è un'opinione, il nero ha perso un pezzo. Perché non c'è modo per difendere. Alfiere C4. Cosa c'è che non va in alfiere C4? Cosa no? Qui si perdeva un pezzo. Cosa ho calcolato male? Torniamo indietro. Alfiere C4. Secondo me ho visto male, ho visto i fantasmi. Alfiere C4, torre C8, alfiere B3, torre C4. No, forse era parabile. Torre C8 forse era parabile, o se mi sono semplicemente gasato per nulla. Però se adesso il nero non prende provvedimenti qui, gli arriva davvero questa. Gli arriva davvero. E ora, ok, torre C8 per impedire alfiere in C4. Ottima, sempre ottima, piazzare una torre on the face, on
Opponent King is a perfect move. E ora ci sono anche case che prima il cavallo non poteva prendere, sono da considerare assolutamente. Un bel cavallo B4 che non si sa dopo dove potrebbe andare. Intanto si può iniziare a prendere space. In questo modo, come dice Nicolò, noi crediamo nello spazio. E ormai si sono create due fazioni totalmente contrapposte tra chi crede nello spazio e chi crede nel materiale. Quindi è molto importante, molto importante. Partita direi equilibrata, nonostante il bianco abbia un pedone in più, ma queste isole di pedoni, beh, questa è unita, questa è unica, direi. Va bene così, questa va bene, ce la posso fare. Ok, 3 isole pedonali. Soprattutto queste qui evidenziate in rosso non sono assolutamente forti, anzi sono una debolezza. E il nero a quanto pare, oggi ce la posso fare. Il bianco non è ancora riuscito a spingere questi pedoni. Non ha ancora avuto modo e non penso che ce l'abbia più, soprattutto dopo l'arrocco lungo. Secondo me questo re doveva rimanere al centro, in modo tale che questi pedoni erano più liberi di spingere, perché ora, essendoci qui il re, come vedi ci sono inchiodature varie, cose varie. È il turno del bianco che sta pensando un botto e deve capire cosa e come giocare. Io non lo so, veramente, se fossi il bianco non lo so. Anzi, probabilmente nel dubbio toglierei il re dall'inchiodatura, tipo re B1 potrebbe essere nel dubbio una mossa allettante. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Torre in D2, mi viene in mente un raddoppio di torri, questa è l'unica cosa che mi viene in mente su torre D2. Questi alfieri devastanti, io direi A6, togliamo questo alfiere da qui, così almeno possiamo mettere anche una torre, perché sennò veramente ragazzi, qui è tragica. Quell'alfiere deve andare via da lì. Su questa l'alfiere tra l'altro ha poco spazio dove andare, andrà probabilmente in E3, andrà in E3 e su torre qui non può arrivare l'alfiere qui perché questa volta c'è il cavallo che tiene, quindi mi sembra una buona mossa. Direi che A6 è un'ottima possibilità da sfruttare al meglio. Anche perché non c'è di meglio, raga. Non c'è nulla in questa posizione. Qui, in questa ala qui, è tutto bloccato. Al centro, al momento, è un po' bloccato. E quindi H6. Voto per H6. H6. Fagli H6. Amico, fagli H6. Fagli H6. Amico, fagli H6. Così metti a torre qui. Dai, che c'è di male in una torre in D8? Penso che non ci sia nulla di male. No? Forse mi sbaglio? Forse non sto considerando qualcosa? Forse stai vedendo un tema di matto in 5 mosse? Tutto può essere. Tutto può essere. La geometria degli scacchi è sempre pronta a sorprenderci, ma arriverà a 6. Questo pensa più di me, raga. Questo pensa più di me. A6, alfiere qui, torre qui, alfiere C7 e alfiere C7, torre C7. A6, amico, non ci sono troppe possibility. E lui metterà l'alfiere in E3. Sì, anche perché qui non penso che abbia troppo futuro. Raga, e dite che è andato di diarrea il nero? È in bagno lì, in preda ad attacchi compulsivi? Probabile, anche questo non è da sottovalutare. Lo stress psicologico, d'altronde, vi ricordate quando andavate a scuola? A qualcuno, anzi sicuramente molti che ci seguono vanno ancora a scuola e c'è quel giorno dell'interrogazione che non avete studiato e c'è la professoressa che dice oggi interrogo e tu sei lì che
Arriva questo crampo che parte dall'intestino, che prende, prende tutte le viscere interne e alla fine su 22, 23 quanti caspita siete in classe, chiamerà voi. Tu dici, ma è mai possibile? È possibile. C'era l'S di Salerno che era proprio lì e Salerno vieni. No, prof. No, mi giustifico. Ma lo dovevi fare prima, adesso non puoi. Tra l'altro non so se lo sapete, ma in alcune scuole c'è questa cosa delle giustifiche. Spesso alcuni professori ti danno 2 giustifiche l'anno e tu per varie ragioni, attenzione, 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 che cosa caspita ha calcolato il nero? Ha bloccato l'alfiere, ha bloccato l'alfiere. Mamma mia, non l'avevo considerata, bravissimo. Bravissimo, attento che ora perdi il pezzo, quindi l'ha considerata male, forse, ma penso di sì. O forse perdono un pezzo a testa, perché adesso su questa scacco, questa semplicemente forse si perde un pezzo a testa, abbastanza leale, onesto e leale, oserei dire. Sì, sicuramente una via più sicura sarebbe stata 6, ma questa rimescola tutte le carte in gioco. Forza, forza, vediamo cosa può mai accadere in questa posizione. Qui so cavoli amari, eh. Ti sei voluto prendere questo alfiere, però adesso perdi uno di questi pezzi, probabilmente, anzi sicuramente con scacco. Sicuramente con scacco non è una cosa bella. Quando si perde un pezzo con scacco non è mai una cosa bella. Che triste destino. Secondo me, se posso permettermi di dire la mia, dal basso della mia bassità, E5. E5 è stato la morte di tutto. Dopo la vediamo al computer, ma E5 ha creato una barriera per i pezzi del nero incredibile, incredibile, non andava bene. Secondo me la barra è scesa di non so quanto dopo i 5. Niente, qui il bianco continua a riflettere, ma io spero che non si sentano tutti questi scricchioli di questa nuova sedia, perché si può pagare una sedia a 170 euro con forama. Tra l'altro costava 169, scontata 143. Vado lì e mi dicono: ha la tessera? No, ma perché può usufruire dello sconto solo se ha la tessera. E io, bene, facciamo la tessera. No, fare la tessera costa 19 euro. Cosa? Ha dato che compro tutto online. Non mi frega una mazza, l'ho dovuta comprare a prezzo pieno. Non ho fatto neanche calcoli se mi sarebbe convenuto fare la tessera, quindi va bene. E questi scricchioli non mi piacciono. Siete che l'ho montata male. Attenzione, non li fa più, non li fa più. Oh, bastava solamente sverginarla e non lo fa più. Oh, vedete? Adesso posso andare, ciondolarmi avanti e indietro e non fa mai nulla. Oh, vedi quante paure. Secondo attacco di diarrea per il nero. Sedia, t'ho sentito. T'ho sentito ancora? Niente, qui la situazione è grave. È grave perché il nero sta male proprio di pancia. E niente, adesso si becca lo scacco, secondo me. Torre? Ustrega. Beh, adesso c'è pedone, presumo. Oppure gli piace sempre la torre. Io presumo pedone. Con scacco. E il re deve andare in F5, F7. Mamma mia, che colpi di scena, ragazzi, che colpi di scena. Nulla è affidato al caso in questa partita. Nulla è affidato al caso. Incredibile. Partitona molto ragionata da parte di entrambi i giocatori.
Si stanno impegnando parecchio. Diciamo che sono molto attaccati al loro punteggio. Chi non lo è, ragazzi? Ditemi la verità, adesso detto fra noi. Se arriva lì qualcuno che dice, senti, ma posso farti avere 500 elo in più sul tuo punteggio online, per soli 500 euro, 1 euro a punteggio, tu lo faresti? Rispondi con un commento qui sotto. 1 euro a punteggio, saresti disposto a passare da 1.600 a 2.600 per soli 1.000 euro? Fammelo sapere. No, fammelo sapere perché mi interessa, perché se tanti dite sì, io metto in piedi un business, creo una serie di account fake dove posso regalare punti e metto in piedi una cosa incredibile, ci faccio il business, ragazzi, cioè diventa il nuovo lavoro del XXI secolo. Fatemelo sapere. Chiaramente per tutti gli istruttori federali della FIDE, della FSI, chiaramente voi non avete sentito nulla, anche perché posso darvi mazzette e facciamo un giro losco, ma visione. Allora, deliri a parte, ragazzi, non so più come colmare i silenzi. Cioè il mio problema, a parte questa sedia che ogni tanto veramente spero che non si senta troppo nel microfono, altrimenti 170 euro buttati, 170 euro, buona sedia, che poi se la vedi non è bella, cioè se la vedi dici, mizzica mega sedia presidenziale, no, è una sedia normalissima che costa più del dovuto, tanto più del dovuto. Quindi ok, il re è andato in F5, ha catturato di pedone in tutto ciò e ok, credo che fosse matto. Per un attimo ho temuto il matto. Ok, siamo entrati in questa posizione. Mamma mia, che cosa ha calcolato? Abbandono! Mamma mia, che cosa ha calcolato il bianco? Comunque il bianco stava giocando da Dio dall'inizio. Però adesso lo analizziamo perché voglio vedere per puro scrupolo che cosa è accaduto quando si è giocato E5. Ok, fin qui tutto bene, alfiere di 7 è un po' strana in effetti, va bene. Ok, qui vantaggio incredibile, più 1.9, più 2 per il bianco. E ora, questa è una bella mossa, molto bella, molto bella, molto bella. E adesso arriva E5. E5, punto di domanda, punto esclamativo, il bianco passa da più 1,9 a più 2,4. Incredibile. Qui sento rumori strani, molesti. Alfiere 3, F5 e niente, qui c'è stata la disfatta. Ecco, questo arrocco lungo è stato un errore, come immaginavamo. Perché? Perché semplicemente il piano di gioco è cercare di portare su questi. Non è facile, mi rendo conto che non è facile, però qui il bianco passa a più 2.9, da 4,2 a 2,9. Ok, questo è un errore grave perché? Perché c'era H6. C'era H6 e su H6 alfiere 3, torre in H va in D8, gioco assolutamente normale. E invece il nero, tac, doppio punto di domanda. Il bianco passa grazie a questa mossa da più 2.3 a più 6.8 e niente, qui il resto è storia. Ragazzi, bellissima partita, forse hanno cercato di complicare troppo il gioco quando non era necessario, quindi come vedete a volte rispondere a dei semplici principi di gioco generali è sempre la cosa migliore, se lo dice Stockfish14, ha sempre ragione. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!